Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Varietto Veneziano. Come avete visto al titolo parliamo un po' dell'alimentazione che dovremmo avere in questi tempi a venire, ma prima di iniziare queste micro pillole il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gloriosi gruppi Facebook, chiaramente anche in Telegram, dove alle 20:30 Hildegarda e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico aperto a tutti e naturalmente gratuito. Chiunque può iscriversi e il link lo trovate qui sotto in descrizione nel video. Bene, iniziamo un po' questa piccola pillola perché ci sono state alcune persone che mi hanno contattato per chiedere ma come ci dobbiamo alimentare in questo periodo tra il 2020 e il 2026. Io direi anche verso il 2029, sarà un periodo di montagne russe, come già spiegato, alti e bassi, più bassi che alti. Quindi la prima cosa che vi consiglio è che ci vengono in aiuto le nostre amiche api. Le api fanno 5 cose, ma una di quelle più importanti è il miele, anche perché a prezzo abbordabile per fare un chilo di miele ci vogliono 2.700.000 fiori circa, e quindi avete voglia di fiori di Bach lì dentro. Quindi un bel chilo di miele che costa poco al supermercato, e in Italia abbiamo degli ottimi mieli che ci invidiano tutto il mondo, quindi il miele come base. Poi naturalmente la vitamina C. La vitamina C bisogna comprarsela per forza, oppure potete farla con un circuito radionico, a dipendenza se volete vibrazionale o materiale. Io vi consiglio sempre un paio di grammi al giorno come minimo e non fanno mai male. Un'altra cosa molto importante è l'MSM, questo lo si può fare a livello vibrazionale oppure si acquista tramite i migliori negozi online e ve lo portano a casa. Poi un'altra molecola importante è la melatonina, soprattutto in questo periodo che molte persone rimangono chiuse in casa, i nervi potrebbero saltare e soprattutto anche perché non si è abituati a questo stile di vita. Quindi chiaramente vi consiglio o di usare il circuito che metto qui in sovrappressione, che è stato regalato all'umanità da Ruggero Moretto nel 2003-2005, oppure di comprarsela. Naturalmente poi la prova è empirica, ognuno deve trovare la sua dose migliore e generalmente la melatonina si prende mezz'oretta prima di coricarsi, così che possa avere anche un effetto sul modello di sonno. Questi diciamo che sono proprio la base. Poi se proprio uno vuole esagerare e migliorare, vi ho già consigliato un'altra pillola, è un prodotto della Ricola, e sono praticamente delle tisane istantanee che hanno 13 erbe, e anche qui hai voglia con i fiori di Bach, sono veramente eccezionali. Ce n'è una ad esempio col vasetto blu che ha anche il miele, quindi il miele, lo ricordiamo, oltre a essere un antibiotico, è qualcosa di estremamente naturale e potente anche a livello energetico, quindi non può mancare il miele come primo, come si suol dire, aiuto alla mattina. Un bel cucchiaio di miele, essendo un potente antibiotico, toglie già metà della fatica e metà dell'opera per ristabilire il sistema immunitario. Detto questo, il vostro Marietto, se proprio volete esagerare, poi chiaramente a livello, come si suol dire, per prepararsi ai tempi che verranno, vi consiglia anche, se non avete o se avete la possibilità, una bella stufa a legna, oppure proprio nel momento più, nel sistema più economico, una bella stufa a gas, a bombola del gas, non a metano, perché molto probabilmente in futuro per alcuni periodi avremo dei cali di prestazioni di servizi, quindi ci mancherà l'energia elettrica e il gas. Se avete i congelatori, l'ideale è che incominciate non a svuotarli, ma a pensare che se va via la corrente per un determinato periodo sarebbe l'ideale che non ci sia troppo cibo nei congelatori. Questo perché prevede il vostro Marietto che ci sarà un periodo piuttosto lungo in cui ci saranno dei problemi di rifornimento di servizi tipo elettricità e gas. Quindi se qualcuno di voi ha la possibilità di avere una stufa o ce l'ha già a legna, ecco, questo è il migliore, perché con la stufa a legna si scalda la casa, si scalda l'acqua e si può fare, se c'è anche una, come si suol dire,
un piccolo forno, si può fare il pane e si può anche cucinare. Questo è l'ideale per questi tempi che stanno arrivando. Poi chiaramente abbigliamento tecnico che si può comprare al supermercato per pochi euro, ma che in caso mancasse la corrente e nessuno ha una stufa a legna in casa, può tenersi più caldo con questo abbigliamento tecnico che serve per appunto riscaldare il corpo. Questi sono dei piccoli accorgimenti che sarebbe ideale avere. Poi eventualmente in futuro questo marietto, se proprio la situazione si farà un po' più stretta, vi spiegherà anche come cominciare a mangiare del prana. Questo marietto per un determinato periodo nel 2005-2006 per un paio di settimane ha mangiato prana, purtroppo non riuscivo neanche a dimagrire, ero sempre sui 73 kg e quindi la cosa funziona, ma questo qui solamente in caso di necessità estrema. Per il momento sono delle piccole dritte che si possono utilizzare per arginare questi momenti e rinforzare anche questi momenti di rinnovo, perché tutto quello che sta succedendo ci porterà anche a avere una nuova visione della vita e della comunità, e ricordatevi che se non lavoriamo assieme periremo singolarmente. Bene cari amici, il marietto ho finito qui, anche questa micropillola proprio per rispondere a quelle persone che mi hanno contattato per capire quale sarebbe il migliore prodotto o alimento o molecola per il futuro, per arginare un po' questo stress psicofisico che si sta per sviluppare, perché voi dovete capire che questa situazione è una situazione nuova, non l'abbiamo mai avuta, e all'inizio potrà sembrare simpatico, ma poi col tempo lascerà alcune cicatrici nella nostra psiche, e quindi già con un bel badilate di miele, qualche microgrammo o milligrammo di melatonina alla sera e qualche vitamina C, lo sforzo che noi dobbiamo affrontare anche psicofisico sarà nettamente più leggero e abbordabile. Detto questo, il vostro marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano, di venirci a trovarci nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!